Palazzo dei 300 la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale dell'era Conte. L'Assemblea si impantana sulla nomina consigliere di Antonio Dotto. Crack Veneto Banca, dopo la decisione della Procura di Treviso di aprire un'inchiesta per bancarotta c'è il rischio che debbano essere restituite le transazioni accettate dai soci. Pedemontana e perplessità del Movimento 5 Stelle, interrogazione alla Camera del deputato trevigiano di Forza Italia Baratto, è un'opera strategica, dice, va terminata. Un albergatore è stato denunciato per peculato dalla polizia locale di Treviso, da 2 anni non versava la tassa di soggiorno al comune a manco di 3.000 euro. Anche nella Marca la mobilitazione che nel fine settimana riporterà nelle piazze il gazebo del Partito Democratico. Si cerca di rimettere ordine a livello locale in attesa che i vertici nazionali facciano altrettanto. Danni limitati dopo la violenta grandinata di ieri nella zona di Valdobbiadene, colpiti i vigneti del Prosecco di OCG, fenomeno troppo repentino anche per i cannoni antigrandine. Inclusione di atleti disabili nelle realtà sportive trevigiane è l'obiettivo della nuova giunta di Cassugana che apre le porte della città agli atleti dello Special Olympics. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano dunque la politica e il primo consiglio comunale dell'amministrazione guidata da Mario Conte. Allora io mi collegherei subito con Palazzo dei 300 dove sta seguendo per noi questa lunga seduta del consiglio comunale iniziato alle 17, occhi puntati naturalmente sul neosindaco Conte, ma occhi puntati anche sui banchi dell'opposizione, Lucio Zanato, perché molti si chiedevano se sarebbe arrivato l'ex sindaco Giovanni Manildo. Allora Manildo c'è tra i banchi dell'opposizione, lo chiedo a te Lucio, buonasera. Buonasera Francesca Bozza, buonasera ai nostri telespettatori del telegiornale di Antenna 3 edizione di Treviso. Sono al Palazzo dei 300 e dietro di me c'è la seconda votazione per il Presidente del Consiglio Comunale che dovrebbe essere eletto nel nome di Giancarlo Iannicelli. Allora, intanto diciamo subito giornata delle grandi occasioni, dietro di me come vedete c'è parecchio pubblico di ogni stazione sociale, soprattutto di ogni diciamo compagine politica, da questa parte diciamo molto più vicini alla Lega e al centrodestra, dall'altra parte invece molti ex consiglieri, anche ex assessori della giunta di Giovanni Manildo. La prima notizia l'abbiamo data nei titoli, è diciamo, questo allungamento della festa, perché potremmo definirla festa, il primo consiglio comunale dell'epoca di Mario Conte, con diciamo così, le varianti e comunque le eccezioni che sono state sollevate dalle opposizioni in merito del consigliere Antonio Dotto, che ricordiamo essere anche presidente dell'IPAB Turazza Appiani, che è l'asilo praticamente a San Giuseppe. Proprio per questa incompatibilità nei prossimi mesi il consigliere Dotto dovrà optare o per la presidenza dell'IPAB o per la presenza in consiglio comunale. Lo ricordiamo che questa comunque sarebbe la terza volta, il terzo consiglio comunale, ed è la terza volta che questa eccezione nell'arco costituzionale di Treviso che si viene a creare sempre per lo stesso consigliere. Allora, l'altra invece novità in questo momento, lo sentite, è l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Dovrebbe farcela Giancarlo Iannicelli, stiamo attendendo questa seconda votazione che comunque dovrebbe essere nuovamente a maggioranza assoluta, è la terza, poi dovrebbe essere a maggioranza relativa e poi dovrebbe esserci la proclamazione del nuovo sindaco, o comunque il giuramento del nuovo sindaco Mario Conte. Dicevi prima giustamente la presenza dell'ex sindaco, ormai ex sindaco Giovanni Manildo c'è, è presente, è nei banchi dell'opposizione, è vicino a Stefano Pelloni, a 2 passi da Roberto Grigoletto, c'è chi dice questa distanza volutamente dopo le ultime schermaglie, ha comunque già emanato un comunicato che anticipa quello che sarà il suo intervento. Giovanni Manildo lascerà il Consiglio Comunale, però non lo farà subito, lo farà diciamo con un preavviso, nel senso che ci vorrà qualche mese, sicuramente fino alla variazione di bilancio, comunque per aggiustare, per dare l'abbrivio diciamo, a tutta la compagine che l'ha visto leader per questa campagna elettorale, quindi siederà negli scranni del Consiglio Comunale dell'opposizione almeno sicuramente per un paio di mesi, ma poi lascerà il posto a Nicolò Rocco. Con questo al momento io direi di restituirti la linea se non ci sono domande, pronto a riprenderla quando ci sarà la proclamazione, il giuramento del sindaco Mario Conte, che contiamo di darvi in diretta. A te la linea, se ci sono domande sono qua.
Grazie a Lucio Zanato, grazie a Nicola Marcato. Chiedici la linea nel momento in cui ci sarà appunto il giuramento di Mario Conte, quindi ulteriori collegamenti con Palazzo dei 300 nel corso di questo telegiornale. Parliamo adesso del crack Veneto Banca, incontro oggi di una delegazione di associazioni di risparmiatori con il prefetto di Treviso. Intanto proprio per i risparmiatori potrebbero esserci importanti novità dopo la decisione della Procura, la decisione di ieri della Procura di aprire un'inchiesta per bancarotta. La giornata di oggi questo incontro è dedicato a fare chiarezza all'intento ovviamente non sovrapporsi a quelle che sono le attività in corso in natura giudiziaria e ad altre iniziative che sono attualmente ma punta a un confronto tra quelli che sono gli attori istituzionali, quelli che si sono tavolo, la Banca Italia, la SGAR, Intesa, tutti i soggetti del reddito. Fare chiarezza, garantire la coesione sociale, così il prefetto di Treviso, Laura Lega, ha spiegato la giornata di oggi, durante la quale ha ricevuto una delegazione di associazioni dei risparmiatori di Veneto Banca, ma anche rappresentanti di Banca Intesa. Un tavolo che arriva all'indomani della decisione della Procura della Repubblica di Treviso di aprire un'inchiesta per bancarotta per distrazione, e questo in base al pronunciamento del Tribunale fallimentare di Treviso, che ha a sua volta accolto un'istanza di insolvenza per l'istituto di credito. Secondo i giudici, la banca di Montebelluna era già insolvente il 23 giugno 2017. Di conseguenza non avrebbe dovuto essere posta in stato di liquidazione coatta amministrativa, ma tutt'al più in stato di liquidazione volontaria. Bisognerà ora capire come procederà il Tribunale fallimentare, anche se la strada sarà quasi certamente quella delle revocatorie. Tutto quello che è avvenuto prima, nell'anno immediatamente precedente, penso ad esempio alle transazioni, potrebbe essere revocato. Anche gli atti a titolo oneroso, come ad esempio la cessione di BIM valeva circa 500 milioni, è stata ceduta a 24, anche quello potrebbe essere oggetto di revocatoria. Così, se da un lato questa decisione della Procura allontana per i risparmiatori il rischio prescrizione, dall'altra le revocatorie potrebbero coinvolgere le transazioni accettate da molti soci. Teoricamente, dal punto di vista giuridico, potrebbero aver luogo anche nei confronti dei pagamenti che sono stati effettuati a favore dei soci che hanno transato, quindi quella è una delle possibili conseguenze. Come dire, insomma, che il primo atto sarebbe quello che ancora una volta devono restituire i soldi ai risparmiatori? Beh, se ci sarà la revocatoria dei pagamenti delle transazioni, sì. Pedemontana, gli annunci di revisione delle grandi opere del territorio nazionale fatti dagli esponenti del Movimento 5 Stelle preoccupano i parlamentari veneti. Il deputato di Forza Italia, Raffaele Baratto, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta alla Camera, ribadendo il ruolo cruciale della superstrada. Credo che sia assurdo mettere ancora in discussione la strada della Pedemontana. Giù le mani dalla Pedemontana. Il trevigiano Raffaele Baratto, deputato di Forza Italia, ha presentato alla Camera un'interrogazione a risposta scritta ribadendo il ruolo strategico che riveste la superstrada in costruzione tra Treviso e Vicenza, superstrada che gli esponenti di governo del Movimento 5 Stelle, e in particolare il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, stanno rimettendo in discussione. Sì, ma con grande follia, perché credo che oggi 5 Stelle al governo, per cui chi rappresenta il governo deve assolutamente finire queste opere. Questa opera assolutamente che è strategica, diamo ancora a metterla in discussione. Questi devono capire che stanno governando questo grande paese e capire che il Veneto sta portando avanti anche l'Italia a livello economico. Cantiere che va concluso e non certo abbandonato, lasciando nella nostra regione una ferita devastante, continua Baratto. Anche per questo, si legge nell'interrogazione, la non meglio definita analisi costi-benefici dell'opera annunciata dal ministro ha suscitato anche la preoccupazione delle principali associazioni di categoria regionali. Inviterò il ministro qui in Veneto a far vedere cosa è questa opera. Oggi è uno sfregio in questo territorio che, per quanto mi riguarda, queste opere vanno lavorate 24 ore su 24 perché, come strategiche, vanno finite nel miglior tempo possibile. La cronaca suicida dopo il ritiro della patente. Montebelluna è sotto shock per la morte di un 39enne padre di 2 figli. Trovato al volante con un tasso di alcol superiore al limite consentito, si è tolto la vita nel ricovero attrezzi mentre la moglie e i 2 figli erano al mare.
La tragedia ieri mattina a Montebelluna. L'uomo, un rappresentante di 39 anni, è stato ritrovato ormai morto, suicida probabilmente nella notte, senza lasciare neppure un biglietto. Un gesto maturato al culmine di un periodo difficile, aggravato forse da difficoltà economiche. Ma a gettarlo nella disperazione da cui non ha saputo risalire sarebbe stato il ritiro della patente, che gli avrebbe impedito per un periodo di lavorare. Era molto conosciuto a Montebelluna, dove aveva gestito a lungo un bar, che aveva lasciato circa un anno fa proprio per stare vicino alla famiglia. Per il nuovo impiego, tuttavia, la patente era fondamentale. L'altra sera era andato fuori con alcuni colleghi, aveva bevuto un po' troppo per rimettersi al volante. Fermato a Crocetta, l'etilometro era stato implacabile. Da lì il tragico gesto che ha lasciato nella disperazione familiari e amici. Un albergatore è stato denunciato dalla polizia locale di Treviso per 2 anni, non ha versato la tassa di soggiorno al comune. Per 2 anni non avrebbe versato nelle casse del comune la tassa di soggiorno che però lui, albergatore alla guida di un hotel di Treviso, richiedeva puntualmente ai propri clienti al termine di ogni permanenza, intascandosene quindi il ricavato. Questo quanto accertato dal nucleo di polizia commerciale di tutela del consumatore della polizia locale di Treviso al termine di una complessa attività. Sono state messe a confronto ricevute, pezze fiscali dell'albergatore stesso e alla luce di questa attività ispettiva abbiamo riscontrato un'evasione di circa 3.000 euro. La tassa di soggiorno è un'imposta relativamente nuova per la città di Treviso che rientra nella classificazione di città d'arte dal 2014. L'albergatore in generale, tutti gli albergatori hanno l'obbligo di versare l'imposta di soggiorno che equivale a un importo nel nostro caso di 1,40 euro per notte che ogni ospite dell'albergo deve versare al proprietario che a sua volta deve versare nelle casse comunali. Oltre alla sanzione amministrativa per l'uomo è scattata anche la denuncia per peculato. L'albergatore svolge questa attività di recupero dell'imposta di soggiorno in qualità di incaricato di pubblico servizio. I fondi pubblici rappresentati dalla tassa di soggiorno hanno una destinazione precisa, venuta meno in questo caso dato il mancato versamento nelle casse comunali. Entrano sì nelle casse del comune, ma questi fondi devono essere reinvestiti a favore dello sviluppo del turismo e del recupero dei beni culturali. Un 60enne trevigiano è morto dopo essere stato colto da malore durante una vacanza in Grecia. Una tragedia che si è consumata durante una vacanza in Grecia, a Santorini. Lorenzo Valese, 60 anni di Treviso, se n'è andato dopo essere stato colto da un malore fatale, il giorno dopo essere arrivato sull'isola greca con la moglie. Dovevano essere giorni di riposo e serenità per la coppia. Poi, invece, il dramma. Sembra che l'uomo, impiegato alle agenzie delle entrate ed ex voce di Radio Alfa, avesse avvertito qualche disturbo, ma dopo essere stato visitato da un medico locale era stato rimandato a casa. L'indomani, però, un nuovo malore e il decesso. Nelle prossime ore le autorità greche decideranno se aprire un'inchiesta e successivamente sarà possibile capire quando la salma di Lorenzo Valese potrà rientrare in Italia. Intanto la notizia della sua tragica scomparsa ha provocato dolore e shock tra familiari e amici che oggi ricordano il 60enne come una persona buona, arguta, sensibile, sempre al fianco dei giovani. Non ce l'ha fatta il 65enne coinvolto nell'esplosione di lunedì sera a Pederobba. L'incidente era stato provocato dallo scoppio di una bombola GPL che si trovava all'interno del camper di proprietà dell'uomo parcheggiato in un terreno nei pressi della caserma dei Carabinieri. L'uomo era stato immediatamente portato all'ospedale di Montebelluna e poi trasferito al centro Grandi Ustionati di Cesena. Dopo 2 giorni di agonia, ieri mattina, il suo cuore ha smesso di battere per le gravi ustioni che interessavano gran parte del corpo. La vittima, Remo Facchina, era molto conosciuto per la sua attività di commerciante di bestiame che aveva svolto per diversi anni con grande abilità. La tragedia ha scosso l'intera comunità, è probabile che si sia trattato di un tentato suicidio. 2 incidenti nel giro di poche ore tra Fonte e Masera ieri pomeriggio, feriti un neopatentato 18enne e un ciclista.
È uscito di strada con l'utilitaria che stava di fatto imparando a guidare, essendo un neopatentato di appena 18 anni, tanto che sul lunotto della Lancia Y campeggiava chiaramente la P di principiante, ma la cintura di sicurezza, come hanno rilevato i soccorritori del SUEM 118, gli ha salvato la vita nella drammatica carambola. La macchina, vistosamente danneggiata, è finita su un prato accanto a un'azienda, ma il giovanissimo ha riportato solo ferite lievi grazie proprio all'uso della cintura. L'incidente ieri pomeriggio alle 15:30 a Fonte nel Trevigiano. Poco lontano, a Maser, meno di 3 ore dopo, paura per un ciclista travolto da un furgone. Sul posto ambulanza e automedica. Malgrado la scena che si sono trovati di fronte i testimoni con la bicicletta finita sotto le ruote del mezzo, anche in questo caso il ferito ha riportato conseguenze di media gravità ed è stato ricoverato in ospedale a Montebelluna. La politica ha presentata anche a Treviso la mobilitazione che nel fine settimana riporterà nelle piazze i gazebo del Partito Democratico. Si cerca di rimettere ordine a livello locale in attesa che i vertici nazionali facciano altrettanto. In questo momento credo che sia fondamentale chiarire e trasmettere ai cittadini un messaggio che il partito è dalla parte dei più deboli, dei lavoratori, delle imprese. Coinvolgerà anche la Marca, la mobilitazione del Partito Democratico denominata 100 Piazze. Con l'elettorato di centrosinistra in cerca dopo il 4 marzo di nuovi punti di riferimento era necessario tornare a farsi vedere, dicono dalla segreteria provinciale. Era importante per noi come partito dare un segnale di rilancio dell'attività politica sul territorio, che non fosse soltanto un rilancio dell'attività politica elettorale. Ricominciamo dalle piazze, dai gazebo, tra la gente, dai nostri territori. Questo fine settimana, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, saremo nelle piazze della provincia di Treviso per dare un segnale di presenza e di risposta. Credo che in questo momento, un momento difficile per il nostro partito e per tutto il campo di centrosinistra, non solo qui in provincia di Treviso e non solo in Italia, sia necessario affrontare con coraggio e a testa alta una sfida che in questo momento è una sfida senza dubbio culturale, prima ancora che politica. Si cerca di risollevarsi e rimettere ordine a livello locale a fronte di una situazione nazionale ancora nebulosa nel PD. L'assemblea del 7 luglio dovrebbe fornire le prime indicazioni utili. Da qui ad allora ogni fuga in avanti, dice Zorzi, lascia il tempo che trova. Qui non si tratta di posizionamenti, di correnti o quant'altro, credo che non interessi ai cittadini nulla di tutto questo, credo anzi che sia il maggior regalo che possiamo fare alla Lega in questo momento. Serve invece un lavoro che vada fatto assieme a tutti, superando quelle che sono distinzioni di divisioni, ma cercando di riportare quel pluralismo interno del partito a vera fonte di ricchezza. Torniamo a collegarci subito con Lucio Zanato che sta seguendo per noi il primo consiglio comunale della neoamministrazione Mario Conte. A te la linea, Lucio. Sì, giusto per sentire, come sentite, gli applausi, perché è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli, un volto noto, un volto storico di Treviso, ed è stato eletto a larga maggioranza sui voti ovviamente dell'opposizione che erano destinati a Franco Rosi, ex Presidente del Consiglio Comunale, poi una scheda nulla e una scheda bianca. Quindi diciamo che possiamo lanciare la pubblicità dicendo che un altro passettino in questo primo Consiglio Comunale è stato fatto, ovvero l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, e quindi a breve dovrebbe esserci il giuramento del Sindaco Mario Conte. Quindi per il momento lasciamo la linea alla pubblicità. RC2. Di nuovo in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, in attesa di ricollegarci con Piazza di Treceno con Lucio Zanato per vedere se ci sarà finalmente il giuramento del sindaco Mario Conte. Andiamo avanti con il nostro telegiornale per parlare della violenta grandinata che si è scatenata ieri pomeriggio nella zona di Valdobbiadene. Chicchi di 2-3 centimetri hanno colpito una vasta zona. I cannoni antigrandine non hanno neppure avuto il tempo di tentare una difesa, ma i danni per i vigneti sono fortunatamente contenuti. Prima si stava meglio, ma stiamo ancora bene. Le immagini della grandinata che ieri pomeriggio ha colpito per l'ennesima volta la zona del Prosecco avevano fatto temere il peggio, e invece i danni sono contenuti secondo i viticoltori della zona di Valdobbiadene. A vederla per terra sembrava un disastro, data la quantità di ghiaccio che è scesa, è stata veramente notevole,
però i danni alla fine sulla vite e soprattutto sull'uva sono relativamente contenuti. Qui siamo a Saccol, dove la produzione di quest'anno fa ben sperare e il maltempo, malgrado il flop dei cannoni antigrandine, ha colpito una minima parte dell'uva, circa il 10-15%. Era talmente tanta che quella che ha danneggiato non è un grave danno. La grandine è caduta senza vento, quindi quando la grandine cade semplicemente scendendo al suolo senza la forza del vento che l'accompagna crea danni minori. Immaginate la stessa grandine fucilata attraverso i filari, questa entra da una parte e esce dall'altra provocando danni su tutto lo spessore della vite. I cannoni sono partiti a sparare ma con un leggero ritardo. Guardate, la giornata era da 26 gradi, c'era il sole, nessuno si aspettava una caduta di temperatura di 15 gradi in 10 minuti. Area del Prosecco superiore miracolata, produzione anticipata dal meteo e stando agli addetti ai lavori di ottima qualità. È molto anticipata e da questa anticipazione può fare un buon raccolto di qualità, perché viene maturata col caldo, col sole, invece che in autunno tardi che diventa acida, invece così può fare un'annata di qualità. Allora, vediamo se siamo in grado di collegarci adesso con Palazzo dei 300. Avevo visto Lucio Zanato in compagnia, prima sul mio monitor, del neo presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli, che ha dovuto allontanarsi. Lucio? Sì, allora è dovuto allontanarsi perché adesso ci sono le elezioni dei vicepresidenti e quindi anche il Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli si è dovuto allontanare. Comunque adesso state vedendo appunto la prima fase delle elezioni dei vicepresidenti, dopo ci dovrebbe essere finalmente il giuramento del sindaco Mario Conte, momento importantissimo, e soprattutto poi il discorso dell'ex sindaco Giovanni Manildo, che ha annunciato appunto di salutare. Ma abbiamo finalmente con noi il neo, anzi il ritorno, perché non è la prima volta per Giancarlo Iannicelli come Presidente del Consiglio Comunale, però è eletto alla terza votazione. Un bene o un male? No, un bene, comunque mai negli ultimi anni, da quando è stato istituito il Presidente del Consiglio Comunale, è stato eletto alla prima votazione. Forse io la prima volta, però in questo caso a me dà forza, perché il gruppo compatto di maggioranza ha votato il mio nome, quindi questo capite che è un orgoglio per me naturalmente, poi mi dà forza e mi dispiace, devo dirlo, che le opposizioni, un po' di ipocrisia, hanno accampato, ma ripeto, a me sta meglio così, voglio dire, perché non sposterà di un attimo la mia posizione integerrima di Presidente del Consiglio, quindi di rispetto delle regole, di dar possibilità a tutti di esprimere il proprio parere e, ripeto, di svolgere Presidente, adesso come commenta il fatto che l'ex sindaco Giovanni Manildo annuncerà a brevissimo che si dimetterà, ma non subito, lasciando lo spazio tra qualche mese a Nicolò Rocco? Normalmente io non entro nei problemi degli altri partiti, dico solo che mi ha dato idea questa maggioranza, è anche umano, questa ex maggioranza, di aver subito questa sconfitta veramente con un dolore che ancora non permette una lucidità completa. Umanamente è capibile, però questa è la realtà. I cittadini si sono espressi in modo così preciso, degradando una loro sconfitta. Come vedrà questa opposizione? L'opposizione, io spero che faccia opposizione seria, puntuale, perché affinché un Consiglio Comunale funzioni è importante la maggioranza, ma è nello stesso modo importante l'opposizione, la minoranza, perché serve da stimolo, da controllo, quindi bene, capito? Va bene, speriamo che sia così come anche in Italia, perché in questo momento mi pare che ci sia un centro-sinistra molto debole. Beh sì, ripeto, poi vedranno loro, si riorganizzeranno. È chiaro che hanno dei problemi, ma quando c'è una sconfitta, soprattutto una sconfitta così netta, è chiaro che si creino problemi all'interno che chiariranno, io spero per loro. E poi si riparte di nuovo. Io in questo momento ti ridarei la linea, Francesca, aspettando di vedere se prima della fine del telegiornale riusciamo a vedere e a darvi le immagini del giuramento in diretta di Mario Conte. Grazie. Grazie a Lucio Zanato e grazie al Presidente del Consiglio Comunale appena eletto Giancarlo Iannicelli. Restiamo a Cassugana con l'obiettivo della nuova giunta è quello di includere gli atleti disabili nelle realtà sportive trevigiane. Stare insieme con i nostri atleti vuol dire imparare a rallentare,
a guardare l'altro, ad aiutare. Treviso apre le sue strutture a 2 squadre di basket del circuito Special Olympics che si occupa di disabilità intellettiva. La nuova amministrazione, sebbene insediata da pochissimo, è riuscita a dare una risposta positiva alla richiesta arrivata dalla direzione regionale e ospiterà quindi gli allenamenti delle 2 compagini. Io sono molto contento di fare il mondiale lavorando duramente con compagni di squadra. Disabilità, voce che occupa una pagina importante dell'agenda del neo-assessore allo sport Silvia Nizzetto. Metterò un occhio di riguardo a quelle associazioni che lavorano ed operano proprio per fare inclusività. Questo sarà un po' l'orientamento che avrà da adesso in avanti un po' anche lo sport. Cercheremo di stare molto vicini a chi cercherà di includere, di portare nello sport, nei campi, negli stadi, nei palazzetti, le persone con disabilità. Dobbiamo essere uniti in questa mission, che è quella di tirar fuori di casa un sacco di ragazzi con disabilità intellettiva che non fanno niente, vanno ai CEOD, vanno a scuola, ma poi nel pomeriggio hanno un tempo che non è un tempo libero ma un tempo vuoto. Riempirlo con Special Olympics e con lo sport che promuove Special Olympics, che è uno sport adattato, unificato e così via, vuol dire dare molto, dare qualità di vita diversa, più buona, conoscere amici, poter crescere da tutti i punti di vista. Facciamo l'ultimo collegamento con Palazzo dei 300 sperando di cogliere il momento del giuramento di Mario Conte, atteso per le 18, sono già le 20 e non c'è ancora stato. Lucio. Tocchetto Maria 12. Sì, praticamente ecco, adesso sono state le proclamazioni, per cui siamo proprio agli sgoccioli. Ho cercato di vedere se riusciamo a fare una cosa veloce, mi pare che dovremmo essere al momento del giuramento, vediamo se mi stanno dando ragione. Sentiamo per un attimo, poi vediamo se dovevi restituire la linea o tenerla ancora per qualche secondo. Dell'immediata eseguibilità. Favorevoli? Ecco, state vedendo in diretta le ultime votazioni, ecco l'immediata eseguibilità, cioè praticamente di tutta l'Assemblea. Vedete il consigliere anziano Riccardo Barbisan che sta portando avanti la prima riunione del Consiglio Comunale di Treviso dell'epoca del sindaco Mario Conte. Prendere il suo posto il consigliere Giancarlo Iannicelli. Adesso sentite, adesso c'è il passaggio del... Ecco, sta parlando, appunto, sta dicendo che con 33 voti favorevoli è riuscito a diventare presidente, il presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli, lo vedete in diretta. Adesso cerco di farvelo vedere un po' meglio, diciamo così, cerco di avvicinare un po' l'inquadratura così riuscite a vederlo un po' meglio, in maniera tale che riusciamo a far vedere appunto il momento, e poi successivamente ci sarà sicuramente la proclamazione, anzi il giuramento del sindaco. Ecco qua il momento che prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale, eccolo qua. Ecco, credo che però a questo punto ci sarà il discorso del Presidente del Consiglio Comunale. A questo punto non credo riusciremo a tenere per molto la linea, e quindi Francesca, dimmi tu se posso continuare oppure se rimandiamo ai prossimi telegiornali la ripresa del giuramento. Grazie Lucio per la tua puntuale cronaca di questo primo Consiglio Comunale, grazie anche a Nicola Marcato per le immagini, naturalmente tutte le immagini di questo Consiglio Comunale, primo dell'era Mario Conte, con il giuramento del neosindaco, ma anche con il discorso dell'ex sindaco Manildo, che annuncerà che lascerà non subito ma prossimamente il Consiglio Comunale, naturalmente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevalenza di sole sulle nostre regioni, ma non mancherà qualche fenomeno. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento nella prima parte della giornata con cielo sereno,
o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti e locali temporali, in particolare sui monti del Bellunese, sempre buono invece altrove. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime comprese invece tra 26 e 31 gradi. Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà asciutto e soleggiato al mattino, ma anche qui dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità, specie sui settori alpini dove non si escludono occasionali rovesci a carattere sparso, cielo al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 28 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Al mattino qualche piovasco sui settori alpini di confine, altrove invece sarà più soleggiato. Col passare delle ore non si esclude che gli acquazzoni possano riguardare un po' tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 18 gradi, le massime invece saranno comprese tra 27 e 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.